La qualità sin dall'inizio del percorso, i risultati si vedono, il buon inizio di stagione che prima o poi deve fermarsi o proseguire. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al santo canale Cus Palermo Ribolla, terza giornata del girone A del campionato Under 17 siciliano. 2 vittorie alle prime 2, il Ribolla poi ha già segnato 11 gol schiantando terzo tempo e Carini. Il Cus invece ha avuto difficoltà con il Costa Gaia Adelcam, poi battuto nel finale il Tris a Valderice per condividere un momentaneo primo posto assieme anche a Gonzaga e Trapani. Le due formazioni, entrambe le squadre con il 4-3-3, Cus Palermo in maglia bianca a disposizione di Fabrizio Costanzo. Ci sono Andrea Di Salvo in porta, in difesa da destra verso sinistra Randazzo, Aiello, Maniscalco e Palma. A centrocampo Chiarello, Liga e Messina. In attacco Piazza, Ruvolo e Piazzese. Risponde il Ribolla in maglia blu con Salvatore Zamitti in panchina, Giuseppe Di Salvo in porta, in difesa Pagliari, Schiera, Lopizzo e Palazzotto. A centrocampo Aiello, Lopiccolo e Renda. L'attacco è composto da Tripiano, che ha segnato 4 gol nella scorsa partita, con Barone e Ferraro compone il tridente. L'arbitro della partita è Gabriele Nicosia di Palermo, assistito almeno inizialmente da Alberto Logalbo lato Cus Palermo e Giovanni Ciriminna lato Ribolla. Si gioca al Santo Canale, campo neutro, in disponibilità del centro universitario sportivo per la risemina dell'erba naturale. E allora eccoci qui a seguire questa partita che sta per iniziare. Ultimi dettagli con gli assistenti di società, con entrambe le squadre che hanno la possibilità di continuare il proprio percorso a punteggio pieno oppure fermarsi, dato che sono entrambe a 6 punti. Prima o poi il percorso positivo si deve pure interrompere. Cus Palermo che appunto ha battuto il Costa Gaia Adelcam 5-2, poi il 3-1 a Valderice, quindi sempre contro una squadra trapanese. Questo è un derby, prima sfida dunque per i Cussini contro una Palermitana in questa stagione. Tra l'altro ci fu la sfida tra queste due squadre nell'ultima giornata dello scorso campionato Under 17 regionale, sempre in Sicilia. Finì 5-1 per il Ribolla, l'ultima giornata. Ovviamente parliamo di gruppi diversi perché nel settore giovanile, se parliamo di Under 17, non è sempre lo stesso gruppo che va a giocare ogni anno. Ovviamente i ragazzi crescono, quindi salgono di categoria. Ribolla che invece ha battuto 6-0 il terzo tempo, una gara giocata in trasferta sulla carta perché alla fine si giocò alla Ribolla di Palermo. Conclusione intanto larga da parte di Piazza. E poi la seconda sfida della Ribolla, il 5-1 al Carini. È stata la quarta vittoria di fila in generale perché il Ribolla ha dato seguito alla positiva striscia
della fine della scorsa stagione. Quindi la squadra oggi allenata da Zammitti ha dato seguito alle varie partite in cui sono stati conquistati 3 punti. Avanza Tripiano, recupera il Cus Palermo, fase di studio per queste due squadre, questo inizio di partita. Sicuramente una grande sfida, perché parliamo di due scuole calcio di Palermo che sono tra le migliori, entrambe rispetto allo scorso anno. Sempre per quanto riguarda la categoria Under 17 hanno cambiato diversi ragazzi, quindi parliamo di nuovi innesti. Pallone in mezzo al campo per Chiarello, allarga a cercare Diego Piazza, alla fine va a recuperare Messina. Piazza dietro, il passaggio per Palma, la sponda, si cerca il passaggio verso l'interno da parte di Piazza, a segno contro il Costa Gaia Adelcam, mentre Chiarello ha realizzato una doppietta a Valderice. E come detto, Tripiano assoluto protagonista contro il Carini. 4 gol, uno lo ha realizzato anche contro il terzo tempo, quindi già si trova a 5. Veramente, veramente non male. Rimessa per il Ribolla. La battuta è affidata a Palazzotto. Colpo di testa a liberare. Nuovo tocco in avanti di Lo Piccolo. Si continua a lottare in mezzo al campo. Serie di ribattute. Insiste Tripiano. Poi arriva da dietro Lo Piccolo. Riparte il Cus Palermo, se la trascina verso sinistra Liga. Chiarello a lanciare Piazzese, mette fuori Pagliari. Piazzese che inizialmente non doveva partire titolare, c'è stato un cambio dell'ultima ora, il titolare originale era Ruffino, il cambio di Costanzo a pochi minuti dal calcio d'inizio. Infatti al centro dell'attacco era previsto appunto Ruffino con Ruvolo largo a sinistra ci va adesso Piazzese. Tripiano può calciare, deviazione dal limite, colpo di testa a liberare, ce l'ha sempre Tripiano con il tacco, l'alzata. Occhio a questo ragazzo che può dare continuità ai suoi gol, al suo grande inizio di stagione. Fischiato un fuorigioco, punizione per il Cus Palermo, gara che tra l'altro si sta giocando a porte chiuse per l'inagibilità dell'impianto. Siamo nel quartiere di Tommaso Natale a Palermo. Qui ci sono i lavori per ricostruire la tribuna coperta. Infatti c'è qualche genitore, c'è qualcuno che guarda la partita dai cancelli all'esterno del centro sportivo, cose che alla fine si vedono spesso nei campi di provincia o comunque di periferia. Fallo, punizione già battuta per il Cus Palermo. Maniscalco che mette in avanti, va a scivolare Piazzese, arbitro fischia un altro calcio di punizione. Bella intensità, si muovono abbastanza bene le due squadre in campo.
si vuole ovviamente far bene. Ne vale la classifica già un grande scontro diretto alla terza di campionato. Poi il palcoscenico è sicuramente tra i migliori, quello del Santo Canale, nel campo in erba sintetica, gestito tra l'altro da Giacomo Tedesco, ex Palermo. Che tra l'altro ha anche l'Academy, infatti occhio qui al tiro in porta, c'è il gol di Messina, il Cus Palermo ne approfitta così con un pallone vagante, un rinvio sfortunato della difesa della Ribolla, il piattone di Messina, 1-0 all'8º. Cus avanti, il gol da parte di Messina che ha sbloccato la partita, la prima occasione del match, approfittando di un rinvio maligno, una svirgolata della difesa della Ribolla. Occhio però a Chiarello, allarga da Piazza, guadagna il calcio d'angolo. Attaccante del Cus, Diego Piazzapalotto. Tutti dentro. Ecco il pallone alto verso il centro a cercare proprio la testa di Messina. Si va dietro Tripiano, c'è lui in zona, non si va ad intendere bene con Renda. Renda gliela voleva passare, soltanto che il pallone ha colpito sì Tripiano, ma non a riceverla bene. Si chiede un cambio di pallone, non è abbastanza gonfio secondo l'arbitro, che ha notato questo dettaglio in lontananza. E allora la rimessa in gioco con finta tra l'altro di Giuseppe Di Salvo. Entrambi i portieri fanno di cognome Di Salvo. Lato Cus c'è Andrea, lato Ribolla c'è Giuseppe. Barone d'esterno verso Tripiano, la chiusura in difesa di Aiello, che l'anno scorso era al Palermo. In questa stagione il passaggio al Cus, Tripiano, cercato la conclusione verso il secondo palo, abbastanza larga, neanche a centrare lo specchio della porta. Tripiano, sempre lui. Tripiano, lancio in profondità, morbido a cercare Barone. Il pallone arriva però ad Andrea Di Salvo, vice capitano l'anno scorso nel gruppo Fincantieri. Barone segna, ma l'arbitro ferma tutto con maniscalco lì in zona. Aiello a riprendere l'azione. Palma in mezzo al campo per la Liga. Si va dall'altro lato con un pallone proposto in avanti e soltanto per Giuseppe Di Salvo e la difesa della Ribolla. Ormai superati i primi 10, 1-0 Cus, il gol di Messina all'8º. Ribolla che rischia tanto in difesa, non è la prima volta. Proprio il gol, il vantaggio è nato da una disattenzione, o meglio da una giocata
sicuramente non voluta, riuscita male. Arbitro che ha toccato il pallone per ricominciare l'azione alla Cus, cercato Piazza, mette dentro Morbido, spazza, poi schiera. Adesso Liga, l'anticipo da parte di Aiello, si ritorna dietro. Ruvolo cerca la sponda da parte di Chiarello, poi il secondo palo viene attaccato con un tiro che è già sul fondo. La protezione cercata da Barone finisce giù assieme a Maniscalco, non c'è nulla per l'arbitro. Nuovo anticipo, va ad attaccare Pagliari, il pallone finisce in fallo laterale. A proposito di cognomi uguali, c'è da una parte nella Cus Palermo Giuseppe Aiello, ex Palermo di cui abbiamo parlato poco fa, dall'altro lato Samuele Aiello, che qui ci giocò in passato proprio con l'Academy di Giacomo Tedesco, quindi questo campo lo conosce abbastanza bene. Ruvolo sale palla al piede, l'intervento ottimo di Renda, ma il possesso rimane a favore della Cus Palermo. Chiarello, l'anticipo di Renda su Piazzese, prova a vincere il rimpallo Ruvolo, pallone spazzato in profondità, va a chiudere Maniscalco in fallo laterale. Questo pallone, la rimessa è per il Ribolla. Pagliari, colpo di testa, il pallone stava arrivando in fascia, l'uscita da parte di Andrea Di Salvo. Prova ancora Renda a rubare il pallone, avanti il Cus con questa apertura di Chiarello a trovare Ruvolo, pallone lungo la fascia verso Messina, non lo fa uscire molto bene verso l'interno, c'è il cross da parte di Ruvolo, prova l'aggancio qui Piazza, abbastanza difficile. Pagliari evita Piazza, poi Maniscalco va a chiudere e restituire palla a Schiera. Tanta intensità, le squadre ci tengono, però a mancare sono le vere e proprie occasioni. Ribolla che sul sintetico è più abituato a giocare. Spariamo un po' meno. Il tiro da fuori, c'è il tocco di Andrea Di Salvo su Samuele Aiello. Arriva la risposta della squadra di Zammitti. Calcio d'angolo, forse lì vedete un po' di genitori che osservano la partita dall'esterno, pallone in mezzo, è fatto via di testa, c'è Piazza, l'attacco di Schiera, pallonata all'avversario, poi ci pensa ancora Piazza a mandarla in avanti, il pallone arriva nella zona di Pagliari, chiuso da due, Pagliari insiste, il pallone invece di andare avanti va indietro a causa di un rimpallo, poi il fallo e la punizione.
Sono due tempi da 45. Per diversi dei ragazzi in campo fino all'anno scorso si giocava sui 40, essendo in una categoria under 16. Pallone al limite, la conclusione provata da Barone. Rimane lì alla fine Ferraro, senza però avere modo di calciare. Liga dietro, in mezzo al campo, la va a ricevere Chiarello. Doppietta a Valderice per lui. La girata di Piazzese, ancora Chiarello, largo. Limite, il passaggio riesce verso Chiarello. Tanti rimpalli a caratterizzare questa azione. Renda, campo aperto per lui. Supera la metà campo, ancora Renda, la trattenuta, si va larghi da Ferraro. Ancora Ferraro, il tiro respinto però da Liga. La ripartenza della ribolla. Tanto spazio per Giuseppe Renda, il capitano della ribolla. Uno dei confermati rispetto allo scorso anno. Lopizio rischia l'aggancio provato da Ruvolo, finisce giù. Alla fine il pallone viene spazzato in avanti, Tripiano. Occhio, c'è il passaggio, forse fuori gioco, sì, confermato per Barone. Ma l'invenzione di Tripiano non è stata per nulla male. Pallone morbido che ha evitato l'avversario. Bisogna sempre fare i conti con la linea dell'ultimo difensore. Liga perde il possesso, Cerenda, passaggio verso Barone, colpo di testa sempre però per il Ribolla, ha cercato Tripiano, evitato il pallone, prova a riconquistarlo ancora, si perde quasi l'equilibrio per proteggerlo da parte di Palma. Alla fine viene fischiato il fallo su Francesco Tripiano, il fischio nei suoi confronti, punizione Cus Palermo. Maniscalco la lascia scorrere Chiarello, alla fine la va a riprendere però Pagliari. Lo Piccolo insiste di testa, il pallone arriva verso Barone, la spizzata e l'uscita di Andrea Di Salvo. Risponde Schiera al rinvio del portiere del Cus Palermo, l'aspetta Randazzo a mandarla però fuori. Pagliari, Lo Piccolo si gira, lancio profondo a cambiare gioco verso Tripiano, la protezione di Palma, Tripiano va ad attaccare, ancora Palma, alla meglio Tripiano che poi ruba il pallone vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Palma chiude, rimessa per il Ribolla che resta in attacco, sta attaccando quest'ultima fase la squadra di Zammitti. La rimessa battuta da Palazzotto, il colpo di testa liberale di Messina, poi il tiro che finisce fuori. Azione svoltasi di fretta per il Ribolla. L'attacco di Barone
su Maniscalco. Il lancio di Giuseppe Aiello, la chiusura di testa. Arbitro, perdone, che deve fermare il gioco. Va a parlare con Salvatore Zammitti, richiamato l'allenatore della Rivolla. Rimessa per il Lacus, la battuta di Palma, il lancio lungo, l'uscita di Giuseppe Di Salvo che la prende, sempre pericolosi questi palloni buttati in aria. L'anticipo di Piazzese, vuole il passaggio verso l'interno, niente da fare. Voleva forse il calcio di punizione Giuseppe Piazzese, che invece è stato protagonista nella gara contro il Costa Gaiadelcam, la prima giornata, tripletta, tra l'altro bei gol da fuori area, scivolata decisiva di Maniscalco, arbitro che tocca per la seconda volta in partita il pallone. Avanza Liga, non c'è modo di andare avanti, poi il recupero di Liga a servire dietro. Messina, l'anticipo su Palazzotto, si prende anche la punizione. L'autore del gol. E allora, opportunità per il Cus Palermo, partendo da una palla ferma. C'è Tripiano in barriera. La battuta di Palma, pallone che poi viene colpito di testa da Chiarello. Il rinvio di Giuseppe Di Salvo, la risposta dell'Ecus, il pallone lasciato a Liga, poi l'intervento da dietro a lanciare Tripiano, la mantiene in campo o no? L'attacco di Palma che è servito. Palma batte la rimessa laterale, risponde di testa a Palazzotto, poi il contrasto con Palma che finisce a terra. Vengono chiesti gli aiuti dalla panchina. Arriva in campo lo staff del Cus Palermo per il capitano, il terzino sinistro della squadra di Costanzo, Andrea Palma.
po' di applausi anche per Palma. Tanto Piazza ha cercato di incoraggiare il suo Cus Palermo, approfittando della pausa di gioco. Messina, l'anticipo di Samuele Aiello, passaggio sbagliato però di Lo Piccolo, alla fine schiera, risolve tutto Renda, l'alzata di Chiarello, Paglieri, largo, pallone ancora a lungo, alzata in fallo laterale da parte di Randazzo. Il Ribolla guadagna metri, la gestione di Varone con il braccio, il tiro deviato, arriva tranquillamente ad Andrea Di Salvo. Zametti dice ai suoi: stiamo lì per prendere di sorpresa il Cus Palermo. Più un 4-2-3-1, il modulo della Ribolla con Trepiano largo a sinistra. Barone fa la punta proprio adesso a lanciare Ferraro. Ancora il Cus al limite, il pallone di Ruvolo, ma niente da fare per la conclusione verso la porta. Trepiano non la prende. Palma, la battuta Messina dietro per Liga. Mi scalco l'anticipo di Trepiano. Allora Barone, il pallone non ritorna alla bomber del Ribolla. Lancia in profondità a cercare il solito Chiarello. La presa di Giuseppe Di Salvo. Mezz'ora che scatterà tra poco. Sempre 1-0 Cus. Renda, l'anticipo, il pallone verso Trepiano in verticale. La protezione però di Giuseppe Aiello, ancora Trepiano lì che insiste, il pallone lo tocca però dopo il passaggio della Cus nel cercare di allontanare sempre di più il pallone. Chiarello, largo, si torna dietro, Liga, la pressione da dietro degli avversari, soprattutto questa qui di Barone che commette fallo su Giuseppe Aiello. Arbitro che deve intervenire. Voleva il calcio di punizione. Barone. Intanto Andrea Di Salvo parlare contro le indicazioni che arrivano dalla panchina. Che perde un po' di tempo nel rilancio, l'alzata voluta da Piazza, poi riceve un colpo in testa. Rimane a terra Diego Piazza. A lamentarsi tanto dopo il contrasto che ha avuto. Nel frattempo Ruvolo
a parlare con la panchina. Un po' in contrasto con le indicazioni che gli vengono fornite. È stato cambiato il ruolo a Ruvolo, perché inizialmente doveva fare l'esterno, data la presenza di Ruffino. Poi Ruffino si è seduto in panchina, ha lasciato spazio a Piazzese. Piazzese fa l'esterno, Ruvolo spostato al centro. Battuta nel frattempo la punizione per il Ribolla, pallone di Renda a girare tutto verso Pagliari. Corre in fascia, c'è spazio ma non può portare il pallone più di tanto. Colpo di testa di Lopizzo, provato ad allungarsi lo piccolo, la riceve adesso, stava andando al tiro al volo, subisce fallo. Si era coordinato Manfredi Lo Piccolo l'anno scorso al Terrasini, provato la conclusione da fuori al volo. Ce ne sono tanti in barriera per il Cos Palermo, sono 4, adesso 3, perché Liga si va a staccare. Alla battuta invece c'è Palazzotto che costruisce lo schema anche grazie all'aiuto di Lopizzo. Va alla fine Palazzotto morbido verso la corsa da parte di Samuele Aiello. L'uscita di Andrea Di Salvo, se l'è andata a chiamare ma ha subito lo stesso fallo. Anche in questo caso il gioco si deve fermare. A terra il portiere del Cos Palermo, Andrea Di Salvo. Anche lui, come Giuseppe Aiello, ex Palermo, tutto ok per Di Salvo. C'è eventualmente Lo Galbo a disposizione in panchina assieme a Colombo, Novara, Giambrone, Teresi, Vitale, Doncor, Ramacca e Ruffino. Questa è la panchina della Cus Palermo, Rivola che invece non ha il secondo portiere, ha invece Ruisi, Pagnotta, Orlando, Zambito, Cirimina e Nastasi. Ci prova il Ribolla a difendere questo pallone, la girata di schiera che nei duelli sta avendo abbastanza la meglio ogni volta. La ottima girata di Barone per scattare, entra in area Barone, il tiro, la risposta di Andrea Di Salvaterra, l'occasione per il Ribolla, l'avanzata di Barone. Serve abbastanza per il morale questa opportunità, ovviamente non basta. Ancora Barone prova ad allungarsela con il tacco, c'è anche l'intervento lì di Ferraro che finisce giù. C'è la punizione per la squadra di Zammitti. Rientra intanto Diego Piazza in campo.
ad unirsi nella mischia. Punizione Ribolla. Bravo Leo, continua Leo. Diversi a muoversi all'entrata dell'area di rigore. Parte la battuta al solito alta di Ferraro, l'uscita e la presa di Andrea Di Salvo. C'è stato però un contrasto, 2 giocatori del Ribolla a terra. È stato fischiato però un fuorigioco. La squadra di Costanzo, occhio all'attacco di Barone. Andrea Di Salvo in difesa per una gestione più tranquilla. La sponda di Piazza, il pallone adesso è di Messina, largo, avanza Chiarello, il passaggio verso l'interno, Piazza da fuori il tiro, finisce largo alla sinistra di Giuseppe Di Salvo, defilato rispetto agli altri Diego Piazza. Ferraro cerca la sponda di testa, la va a prendere Randazzo, arriva da dietro Chiarello, retropassaggio Andrea Di Salvo attaccato un po' da Barone. Cerca di uscire Randazzo, se la cava con il passaggio a Chiarello sugli avversari. Poco più di 5 alla fine del primo tempo. Una partita che vive di episodi, l'intensità non è mai mancata però da entrambe le parti. Piazzese, l'attacco di Pagliari. Ancora Piazzese, la lascia lì con il tacco, forse involontario. Tutto sommato se la stava cavando, ma avanza il Ribolla, c'è spazio, Ferraro può correre, la squadra ospita ancora Ferraro verso il centro, po' a contrasto con gli avversari, poi Tripiano fermato da Palma. Palazzotto, arriva Renda, Tripiano, ancora Tripiano verso il fondo del campo, ne esce benissimo ancora Tripiano, ennesimo rimpallo vincente, la chiusura da parte di Piazza, calcio d'angolo, l'azione provata da Tripiano. Duelli vinti tutti. Parte la battuta, pallone in mezzo, colpo di testa, Barone, il pareggio del Ribolla con Barone, l'assist perfetto dalla bandierina, 1-1, esultanza anche alla CR7 per Barone, ottimo stacco da parte della punta di Zammiti, tutto in parità. L'aveva cercato prima il gol, è arrivato con Barone, 1-1. Terzo in campionato, aveva segnato una doppietta contro il terzo tempo. A secco invece contro il Carini. Faceva parte tra l'altro dell'ex De Maribolla, che era il secondo gruppo di questa società. Faceva sempre i campionati giovanili, liscio, rischiosissimo di Giuseppe Aiello. Nessun problema alla fine per Andrea Di Salvo. Colpo di testa, il Ribolla rimane nella metà campo avversaria. Liga, il tocco utile di Ferraro, rimanere lì per nuovi attacchi della squadra in maglia blu. L'anticipo, il colpo di testa sponda di Barone
verso Samuele Aiello, avanza Chiarello, lancio a cercare Piazzese, ottimo, ancora una volta schiera Pagliari senza fallo contro Ruvolo. Cus Palermo vuole continuare l'azione, non ce la può fare. Trepiano a fermare Palma poi si aggrappa, Trepiano va avanti quasi ad entrare in area, c'è il calcio di punizione al limite, ma Trepiano si è mosso benissimo, ha coperto bene il pallone. C'è il cartellino giallo estratto dall'arbitro. Ai danni di Giuseppe Aiello. Punizione, posizione invitante. Molto invitante. C'è Trepiano pronto a calciare. Potrebbe essere anche un'occasione per rimontare la partita, andare dentro gli spogliatoi con il vantaggio. Sarebbe un segnale abbastanza forte nei confronti dell'avversario. La barriera sistemata da Andrea Di Salvo a 4. Si vuole compattezza dalla panchina dei giallorossoneri. C'è Trepiano, pallone lasciato a Pagliari, deviazione, si vuole un tocco con il braccio, la presa di Andrea Di Salvo, tutto regolare secondo l'arbitro. C'è stato tocco dubbio in piena area di rigore, ma il Rivola rimane in possesso di palla. Renda lascia lì il pallone per Lo Piccolo, poi Piazza propone in avanti dietro schiera per Giuseppe Di Salvo. Colpo di testa di Chiarello che vince il duello aereo con Samuele Aiello. Palma, pallone arriva dall'altro lato con Ruvolo, lo salva. Si ritorna dietro con il lancio verso Trepiano. Avanza Trepiano in mezzo a 2. Pallone arriva comunque a Barone. Barone se lo porta sul sinistro, sempre verso il fondo, cerca il cross, è respinto da Liga. Ce l'ha rimessa laterale. Due di recupero per questo primo tempo. La battuta affidata a Palazzotto verso Barone, cerca il contrasto, tutto ok. La protezione mancata da parte di Lopizzo, Piazzese va lui invece e gira tutto, lancia a cercare i movimenti di Ruvolo, troppo lontano rispetto alla conquista del pallone di Giuseppe Di Salvo. Il rinvio del portiere della Ribolla. Liga si gira, lancio profondo, Fitto verso Chiarello, la tocca sì, ma c'è Pagliari, adesso schiera, servirla per Pagliari, si ritorna dietro Giuseppe Di Salvo, rischia tanto il Ribolla, il pallone va sotto le gambe di Lopizzo. Messina, il tocco di Palazzotto nel cercare di risolvere un po'. Piazzese a puntare Renda, va verso il centro. Piazzese quasi a perdere l'equilibrio, il cross di Palma in mezzo, Piazza di testa, largo. L'avvitamento di Diego Piazza non preciso. Tempo di recupero che scade in questo momento.
Vedremo un po' quanto si giocherà ancora. Eccolo qui, il duplice fischio dell'arbitro, 1-1 tra Cus Palermo e Ribolla. Bel primo tempo, il gol di Messina da parte del Cus, approfittando di una svirgolata difensiva del Ribolla. Il pareggio su azione di calcio d'angolo segnato da Barone, un bel colpo di testa arrivato a 4 minuti dal 45esimo. Non ci sono state tantissime occasioni, ha tirato di più il Cus, ma sempre con poca precisione. Comunque l'equilibrio resta per questa grande sfida tra due squadre che in questo momento sono in testa a 7 punti, 2 vittorie. Questo pareggio qui vedremo un po' come andrà a finire nella ripresa alla fine del pomeriggio. Prima Messina, poi Barone. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di Cus Palermo Ribolla. Era rigore? Hai definito stesso tu quando dici il presidente attaccato visceralmente alla sua società, alla sua creatura, è un altro mondo. Oggi, così come giustamente sottolineavi, il calcio è cambiato. Oggi fare calcio comporta degli esborsi pazzeschi e avere alle spalle un gruppo, un'azienda, una società liquida capace di sopportare i progetti e supportare i progetti è sicuramente un qualche cosa di importante. Oggi il Palermo, che è entrato nella galassia del Manchester City, penso che sia una cosa importante che possa fare da volano per quelli che sono dei traguardi ancora più soddisfacenti di quelli che attualmente ci sono a Palermo. Non dimenticate che il Palermo in 3 anni ha fatto 3 salti, triplo salto mortale, Serie D, Serie C, Serie B, quindi questo va anche ad onore della società che ha ceduto al Palermo. Il fatto di essersi garantito una presenza all'interno di questo gruppo, ma per me potrebbe essere sicuramente un buon viatico, no? Al di là della partenza di quest'anno, diciamo che la definizione della trattativa per la cessione della società è avvenuta troppo tardi in relazione alla progettazione del campionato. Prova ne sia che si era partiti in un senso, con un certo tipo di squadra, con un certo tipo di staff, poi improvvisamente è cambiato tutto e non è facile andare a mettere in piedi un nuovo assetto. Poi in una piazza che io i 3 mesi e mezzo, 4 non li dimenticherò mai, perché sono stati 3 mesi e mezzo bellissimi, un rapporto con la gente di Palermo veramente simbiotico. Io ricordo che venni che avevamo 6 partite un punto e siamo usciti fuori, cioè quando sono andato via eravamo fuori dalla zona, era un anno particolare, no? Però il calore della gente, la passione con cui segue la propria squadra, questo non lo posso dimenticare. È un pubblico che merita, lo merita il Palermo, lo merita il Meridione. Se voi pensate che 8-9 anni fa la Sicilia aveva 3 squadre in Serie A, oggi c'ha solo il Palermo che in qualche modo è il Messina che in Serie C, quindi professionisti, mantiene in qualche modo il vessillo della Sicilia. Ecco, l'augurio mio che il Palermo possa arrivare in A, che il Catania con questa nuova proprietà, che guarda caso è una proprietà italo-australiana, che possono venire su e possono rappresentare poi la Sicilia come regione nel calcio che conta.
Direttore, le chiedo innanzitutto quanto tempo ci vorrà per rivedere il Palermo ai livelli cui ci ha abituato per tanti anni in Serie A e se crede anche che questo progetto possa essere d'auspicio anche per tante altre società italiane. Ma intanto gli investitori stranieri non è facile che mettano dei soldini, cioè non è che investono tanto facilmente in Italia. Il fatto che abbiano scelto Palermo è perché Palermo è una piazza che ha delle potenzialità pazzesche, potenzialità sono Serie A, le potenzialità sono un ruolo in campo europeo. Sicuramente la piazza queste cose ce le ha dentro e chi ha investito ritengo che abbia intravisto queste cose. Ora ci vorranno 2 anni, ci vorranno 3 anni, quelli che sono, importante avere i nervi saldi, crederci nelle cose che si fanno e avere un progetto serio. Ripeto, non è partito in ritardo il Palermo e non è facile cambiare a strada in corso calciatori, staff, e non è agevole, quindi il Palermo si trova ad affrontare un pochino di difficoltà in questo senso qua, però io penso che la proprietà, la piazza abbiano tutto per poter ambire a traguardi importanti. Ecco, direttore, cosa è successo in quei 3 mesi e mezzo, soprattutto al culmine di quei 3 mesi e mezzo, dopo aver fatto anche, come diceva lei prima, un ottimo mercato sia in entrata che in uscita? È successo che semplicemente Zamparini è stato bravo per 3 mesi e mezzo, è stato tranquillo, sereno, poi dopo 3 mesi e mezzo ha ritenuto opportuno di mettere da parte questa tranquillità e io non lo potevo permettere, ho preferito andarmene strappando un contratto importante e senza volere un euro, quindi per rispetto anche alla gente di Palermo, anche perché quello che avevo in testa io mi sono reso conto che evidentemente con il modo di gestire difficilmente si poteva portare avanti quel discorso che mi si era assicurato si sarebbe portato avanti. Direttore, nella sua esperienza a Catania ha svolto un ruolo fondamentale anche la presenza di Torre del Grifo. Adesso a Palermo si sta discutendo anche della realizzazione di un centro sportivo appannaggio della società. Quanto è importante e quanto incide sulle prestazioni sportive di una squadra? Ma avere una casa incide in maniera pazzesca. Se voi considerate una cosa importante che molti trascurano, il settore giovanile. A Palermo è sempre stato a livelli importanti il settore giovanile. Io ricordo ai tempi di responsabile Rosario Argento, Pecoraro, ricordo che andavano a prendere calciatori dappertutto, praticamente c'era il monopolio qua in Sicilia e aveva un settore giovanile di grande livello. Oggi non c'è, se non hai una casa difficilmente puoi sviluppare quello che è la base per una società, il settore giovanile, e quindi avere una base diventa necessario per il Palermo. A Catania noi abbiamo fatto un salto di qualità quando abbiamo costruito Torre del Grifo, ma pensate che io appena sono arrivato qua a Palermo la prima cosa che ho fatto sono andato in giro a vedere 2 o 3 aree per fare un centro sportivo. Mi ricordo ho visto un'area al porto, un'area l'ho visto dove c'è il campo di allenamento ora, che erano terreni dismessi confiscati alla mafia a quel tempo, perché il Palermo aveva opzionato un terreno ma a Partinico. Io sono andato a fare un sopralluogo e gli dissi a Zamparini che non poteva andare così distante dalla città di Palermo. Cioè, per me un centro sportivo deve essere fruibile anche dai palermitani, da chi ci vive, no? Deve diventare la casa sì della squadra dove svolgere tutte le attività, ma diventerà anche la casa del palermitano, quindi con delle attività che consentono alla gente di partecipare in qualche modo. Quindi io penso che qua ci siano le condizioni per poter fare una cosa del genere. D'altra parte oggi credito sportivo, investimenti vari ti mettono nella condizione di poterlo mettere in piedi, e questa
penso sia una precedenza che dovrebbero avere quelli della nuova società. A proposito di centro sportivo, il Palermo ha avuto la possibilità di essere dentro la casa del Manchester City per 5 giorni, ha visto appunto tutto ciò che riguarda i citizens. Questo è un plus appunto per una società come il Palermo? No. Avete mai visto il centro sportivo del Manchester City? Io l'ho visto. È un qualcosa di mostruoso. Mostruoso nel senso che ci saranno una miriade di campi, chi va là si confonde, quindi non deve essere assolutamente quello il prototipo che in qualche modo deve invogliare, no? Cioè si sta in Serie B, devo costruire una mia realtà e certamente andare a vedere il numero 1 al mondo in certe cose può essere interessante, ma sicuramente non può essere uno stimolo, no? Lo stimolo invece è creare qualche cosa dentro casa proprio e crescere dentro casa proprio con una struttura che dia modo, come dicevo prima, innanzitutto di sviluppare il settore giovanile, ai palermitani di poterlo fruire e anche alla squadra di fare la propria attività nel migliore dei modi. Secondo tempo di CUS Palermo Academy Ribolla, siamo nella terza giornata del girone A del campionato Under 17 siciliano, 1-1 dopo i primi 45 al gol di Messina. All'ottava ha risposto quello di Barone di testa su azione di calcio d'angolo al 41esimo. Una partita che vede queste due squadre sempre prime a braccetto, attualmente a 7 punti, date le 2 vittorie su 2 all'inizio di stagione per entrambe, e poi questo 1-1 che galleggia fino a questo momento con un secondo tempo da giocare. Ci sono state diverse occasioni, più per il CUS comunque imprecise. Il Ribolla ha colpito, è restato nella metà campo avversaria nella seconda fase del primo tempo e ha trovato il gol delle pari. Entrambe le formazioni confermate rispetto al primo minuto, nessun cambio dunque sia per Costanzo che per Zammitti, entrambe le squadre con il 4-3-3, CUS Palermo in un'inedita maglia bianca oggi, con Andrea Di Salvo in porta, in difesa Randazzo, Giuseppe Aiello, Maniscalco e Palma, a centrocampo Chiarello, Liga e Messina,
In attacco Piazza, Ruvolo e Piazzese. Risponde il Ribolla invece con Giuseppe Di Salvo in porta. In difesa Pagliari, Schiera, Lopizzo e Palazzotto. Centrocampo Samuele Aiello, Lo Piccolo e Renda. In attacco Tripiano, Barone e Ferraro. Partita che è iniziata in ritardo di 10 minuti, di conseguenza è stato in ritardo anche all'inizio del secondo tempo. Qui un contrasto con Schiera protagonista, rimane giù dopo il duello con Ruvolo, che inizialmente doveva fare l'esterno, poi Costanzo ha effettuato il cambio dell'ultimo minuto inserendo Piazzese al posto di Ruffino. Piazzese fa l'esterno, Ruvolo spostato a punta centrale. Invece nessun dubbio dall'altro lato per Zammitti. Si sono accese anche le luci qui al Santo Canale di Palermo, campo neutro per questo match. Data la risemina dell'erba naturale del centro universitario sportivo, occhio all'uscita, c'è il tiro fuori di Piazzese. Non ha approfittato la non presa di Giuseppe Di Salvo. Forse un problema di comunicazione nella difesa della Ribolla. Piazzese non l'ha piazzata benissimo, scusando un po' il gioco di parole, non volontario. Quindi questo il primo spunto della ripresa. Ribolla invece per esclusione in maglia blu, ovviamente. Ruvolo gira da Piazzese, può salire il Cus Palermo, ancora Piazzese verso l'interno, il tocco, la scivolata decisiva di Renda. Tanti contrasti del genere ci sono stati durante il corso della partita. Soprattutto diversi interventi da parte di Schiera. Anche Renda ha dimostrato tanta qualità. Messina, c'è Palazzotto a stargli addosso, c'è un nuovo attacco, alla fine è rimessa dal fondo. Nessuna rimessa laterale, nessun calcio d'angolo. Questa qui è una partita che si sta giocando in contemporanea assieme alle altre di questo turno di campionato. Iniziata per esempio poco fa, sfida tra Carini e Terzo Tempo, mentre assieme a questa è partita anche il match tra Calcio Sicilia e TF alle 16:30 però. Mentre domani si completa il quadro di mattina alle 10 Primavera Marsala Icarense e Trapani Costa Gaiadelcam. Infine alle 10:30 Accademia Trapani Valderice riposa il Gonzaga, altra squadra a punteggio pieno, così come Cus Palermo e Ribolla. C'è anche il Trapani, quindi una per forza di cose abbandona questo gruppo di capoliste. Vedremo un po' se in questa sfida resisterà il pareggio o una delle due vincerà. Domani c'è il Trapani, alla fine si delineerà
Il tutto avanza il Cus Palermo, recupera l'ennesimo pallone verso il centro, che arriva a Liga, l'avanzata di Liga e la chiusura in difesa. Piazzese, l'alzata ai danni di Ferraro, il pallone però arriva al giocatore del Ribolla, spazi aperti, Barone verso Tripiano, la chiusura di Palma. Palma in verticale, c'è Schiera al solito. Palma. Chiarello. Liga. Dietro da Maniscalco si deve girare Piazzese a terra, si continua ma il fallo è stato commesso dal Cus Palermo. Punizione dunque per la squadra di Salvatore Zammetti. Battuta da Giuseppe Di Salvo. Pallone verso il limite dell'area, la protezione cercata da Barone, si va sull'esterno, Ferraro si ferma lì, scorda per il pallone e allora riparte il Cus Palermo. Piazzese in mezzo a due, la scivolata senza fallo da parte di Lo Piccolo, si lamenta la punizione, il giocatore coinvolto però rimane a terra, ovvero Piazzese. Cartellino giallo per proteste per Messina. Chiede spiegazioni all'arbitro Palma. Nel frattempo spray per Piazzese. Qualche parolina un po' così da parte di Piazzese verso l'arbitro. Si riprende a giocare nel mentre con il lancio cercato da Lopizzo, sponda, colpo con il braccio largo. Gioco che si deve fermare, la gestione irregolare di Barone. Rimessa Cus, sponda di piazza, il pallone arriva a Messina, non supera però Lopizzo. Piazzese intanto è pronto per entrare, eccolo qui, subito ad attaccare gli avversari. Nel lancio però verso Ferraro, finisce fuori. Primo cambio del match, c'è Ruffino pronto ad entrare,
entra al posto di Ruvolo. Altissimo Ruffino, non cambia nulla a livello tattico, con Ruffino che va a fare la punta centrale. Sponda di Tripiano senza fallo, Lo Piccolo prova ad allargare, ma il pallone non arriva. La risposta di Schiera, si torna dietro. Liga subito, largo, avanza il Lacus. Il tocco, il primo della partita da parte di Ruffino. Maniscalco profondo, la gestione di Schiera. Lo Piccolo, Barone riceve adesso a duello con Giuseppe Aiello, pallone finisce fuori. Messina, adesso Tripiano verso Ferraro, si ferma, adesso va avanti. Ferraro fermato non fallosamente, c'erano due avversari nella sua zona. Ancora l'attacco di Tripiano sull'esterno, ma il Cus se la cava lungo la fascia. Le finte provate da Piazzese, recupera palla la squadra di Costanzo, ancora Piazzese, palla 2, si rimane lì con Lo Piccolo che recupera di prima. Renda, Ferraro dietro, cerca il contrasto Barone, insiste Barone col fisico, allarga alla fine il passaggio dentro, cross da parte di Pagliari, non c'è nessuno a staccare, alla fine Tripiano non ottiene la rimessa laterale. L'opportunità per il Ribolla, nuovo richiamo in panchina, cartellino giallo per Salvatore Zammitti, allenatore della Ribolla, era stato richiamato anche nel primo tempo. Non viene graziato più da Nicosia di Palermo, l'arbitro del match. Le proteste quando costano l'ammonizione. Messina, pallone largo verso Liga, Randazzo, sempre in mezzo per Liga, largo Piazzese verso Ruffino, l'anticipo però c'è, ancora il Ribolla a fermare le avanzate del Cus Palermo. Sponda, Barone, tocca difendere, passaggio verso il centro del campo, Piazza finisce giù, si continua, fischiata la punizione dopo il possesso di Chiarello. La battuta di Randazzo a cercare sempre Ruffino, la va a prendere Lo Piccolo, il passaggio per Tripiano che si gira bene. Tripiano, Lo Piccolo cambia e va a trovare così i compagni. Ferraro, il tiro debole però su Andrea Di Salvo dopo il passaggio di Samuele Aiello. Oh dai, siamo all'intensità, Si gioca in mezzo al campo, non è per niente una partita morta. L'alzata di Samuele Aiello sul fondo.
Liga perde il possesso e allora lo piccolo giù, calcio di punizione guadagnato dal Ribolla. Sempre sul pezzo la squadra di Zammitti. Adesso un calcio di punizione. Occhio a Barone in mezzo, che ha segnato su azione d'angolo il gol del pareggio. C'è Palazzotto alla battuta. Parte il pallone morbido sul secondo palo, altro colpo di testa di Tripiano. Il movimento sull'altro palo, l'occasione fuori. Niente da fare per Loppizzo. Ribolla che si dimostra pericoloso sui calci piazzati, sulle palle inattive. Piazza il cross, colpo di testa di Pagliari. Liga l'anticipo di Renda. Lo piccolo cerca nuovamente Renda, lo trova fermato, bloccato con il proprio avversario che si fa male nel duello. C'è un cambio pronto per il Cus Palermo. Esce Palma, entra Doncor. E poi esce Giuseppe Aiello ed entra Teresi. Terzo cambio, l'ultimo per Costanzo ancora. Nessuna mossa dalla panchina per Zammitti. È entrato anche Ramacca in casa Cus Palermo, arrivato dal Bagheria. La protezione di Ramacca. Poi perde il possesso, si va nuovamente da Ferraro. Barone in mezzo a due, se ne va benissimo al limite. La sterzata sul sinistro, pallone in mezzo, il secondo palo, il tocco. Attenzione all'opportunità, il destro. Leggero, niente da fare. Con il vero e proprio tiro in porta che non è arrivato. Rimessa laterale per il Cus Palermo, abbastanza contestata dal Ribolla. Randazzo piazza l'anticipo ottimo di Samuel Aiello, il pallone però non arriva a Renda. Ramacca, Teresi profondo verso la testa di Ruffino, arriva da fuori il tiro largo storto. La conclusione di Messina.
Ruffino vuole il pallone, ce lo piccolo in zona, Messina, sale Doncor, un po' in difficoltà, se la cava comunque ancora Doncor fino in fondo, non c'è il cross, la porta fuori. Colpo di testa di Messina, sempre il Cus Palermo. Messina voleva il tacco, sponda, poi Maniscalco stracava, in qualche modo avanza Ramacca, la finta e Danidilo, piccola ancora Ramacca, ne ha 3, intorno a lui il cross in mezzo di piazza verso Ruffino, un po' profondo, spazza via l'area il Ribolla, sempre lì il Cus, c'è l'opportunità a sinistro, piazzato fuori. Ancora Varone, largo, Ferraro, avanza il Ribolla, il cross di Ferraro, secondo palo un po' troppo lungo per Tripiano, c'è Doncor, sale Messina, il tempo passa e le due squadre giustamente vogliono segnare, vogliono portarsi in vantaggio. Piazzese largo, Doncor abbastanza lontano nell'avanzare. Forza ragazzi, siamo un po' l'asticella, dai, andiamo! Doncor di testa, fischio da parte dell'arbitro. Prime mosse anche dalla panchina della Ribolla, c'è Ruisi pronto ad entrare. Esce lo piccolo. Entra dunque Emanuele Ruisi, l'anno scorso alla Panormus. Punizione battuta adesso da Palazzotto, la va a prendere Doncor, c'è il rimpallo, Tripiano da fuori, deviazione di Andrea Di Salvo, occasionissima per Tripiano. Il colpo del bomber di colui che ne ha fatti 5 nelle prime 2. Il secondo! Angolo. Sale la tensione anche in mezzo al campo, in area di rigore. Battuta fitta sul primo, dietro il tiro alto di Samuele Aiello. I colpi della Ribolla, Renda la prende male con il braccio pure. Il lancio di Teresi esce però Giuseppe Di Salvo. Oh, stiamo facendo il loro gioco, oh, palla lunga e basta. Rinvio altissimo, più che profondo, la spizza di testa Ramacca. Alla fine è entrato al posto di Chiarello. Doncor sale in fascia, può avanzare ancora, la chiusura molto buona da parte di Palazzotto. Un ottimo lavoro sta svolgendo oggi la difesa della Ribolla. Tra l'altro Palazzotto neanche ha concesso il calcio d'angolo al Cus Palermo.
Giuseppe Di Salvo in fallo laterale. Finisce il pallone. Tanto frizioni tra le due panchine nella riconsegna del pallone. Fallo nel frattempo, nuova punizione per il Ribolla, anche un po' di provocazioni al limite dell'area con un giocatore che finisce a terra. Punizione, tutti in linea. Parte la battuta di Palazzotto, arbitro che fischia. C'è stata una trattenuta, pallone che aveva colpito la traversa. Il passaggio di Teresi, l'intercetto di Ruisi. Lopizzo schiera, lancio profondo, esce Andrea Di Salvo. C'è il fuorigioco però di Ferraro. Ruffino, pallone largo che arriva a Piazzese. Giro palla a cambiare da sinistra verso destra. Sempre in profondità la giocata cercata dalla squadra di Costanzo. Non ci sono però ulteriori sviluppi, rimane fisso il risultato di 1-1. La giocata in verticale, Tripiano sale, c'è eventualmente Ferrari in mezzo, a terra Tripiano e soltanto calcio d'angolo per il Ribolla. L'intervento regolare in difesa. Tutti in area, calcio d'angolo. Solita battuta fitta, Ruisi, il tacco, pallone in mezzo, le va via Teresi, anche lì maniscalco a liberare l'area. Aveva proposta in modo particolare Ruisi, occhio all'avanzata di Ramacca, il duello non vinto però con Pagliari. Doncor, pallone dietro, fallo laterale. Resta lì il Cus, proposta di prima, Ramacca, l'aggancio, ancora Ramacca a liberare l'area. Il Ribolla sempre con quel brivido in più. Piazzese dietro, il tiro da fuori, è stato fischiato, fallo su Piazzese. Aveva tirato Teresi, sì, ma l'arbitro ha concesso ugualmente il calcio di punizione.
Teresi a calciare contro la barriera 4. Partita sempre in bilico. Parte Teresi, lo voleva al giro sul fondo. Tanto giallo per Piazza. Diversi cartellini gialli per la squadra di Costanzo. Nemmeno uno invece per il Ribolla. Teresi, colpo di testa all'indietro. Doncor da Andrea Di Salvo. L'attacco di Barone. Era rimasto lì ancora Barone a pressare il portiere. Barone la ruba tutti e due a terra, ma c'è fallo in attacco da parte dell'attaccante della Ribolla. Gli ha dato la punizione al contrario. Questa volta Andrea Di Salvo ha rischiato grossissimo. Barone l'aveva presa. Qualcuno chiede il calcio di rigore. Secondo l'arbitro non c'è stato nulla. Cambio per il Cus Palermo. Esce Liga. Contrasto duro in mezzo al campo con Teresi protagonista. Piazzese riceve nuovamente il pallone, ancora Piazzese in mezzo a due avversari, lo va a fermare Renda, avanza Ferraro, il passaggio verso Barone che viene anche spinto da dietro. Adesso ha tanto su cui discutere assieme agli avversari. Ferraro, ancora Ferraro, cerca il cross, respinto da Randazzo, calcio d'angolo per il Ribolla che rimane in attacco in modo costante. Pallone in mezzo, l'uscita di Andrea Di Salvo. Chiede palla Doncor, la riceve, c'è spazio per lui, può avanzare. Arriva Ruesi che lo ferma. Perfetto. Alla fine al posto di Liga è entrato Colombo in casa Cus Palermo. Adesso Ruisi, la girata di Ferraro particolare, efficace. Ruisi, largo da Trepiano, pressato da Doncor, che alla fine fa il suo per recuperare il pallone, lanciato da Piazza, va a rispondere Lopizio. Alla fine fischiato il fallo. Fallo di Tripiano e punizione per il Cus Palermo. Ormai dentro gli ultimi 10, sempre 1-1. Cambio Cus. Entra Vitale.
al posto di Piazza tra gli ammoniti, anche per non rischiare Costanzo. La battuta della punizione, pallone in mezzo, colpo di testa a fare da sponda, ma riparte la ribolla, c'è un po' di spazio per avanzare. Ferraro, passaggio per Pagliari, ravvicinato, duello ancora al suo pallone che viene portato in profondità. Ferraro, nuova chance ribolla, ancora Ferraro in mezzo a tante maglie bianche. La chiusura ferma tutto. Giocatore a terra. Secondo Zammitti, Ferraro doveva calciare da lì. Gli ha detto letteralmente 1-2 tira. Non è stato così. Ne aveva 5 intorno a lui. Rimessa. Pagliari. Lo scambio assieme a Renda. Lancio a cambiare di Pagliari. Non la va a prendere nessuno. Ruffino, la sponda di testa. Ok, la gestione in difesa della ribolla con qualche rischio. La lancia di Pagliari. Risponde di testa Randazzo. Si rimane lì. Ferraro può avanzare, area di rigore. Ferraro, solito cross, la mano di Salvo, pallone ancora Di Salvo. La presa di Andrea Di Salvo. È stato fondamentale il primo intervento. Si stava andando a buttare verso la sua destra, la sua mano sinistra è rimasta lì, ha toccato il pallone, poi la copertura sul tiro di Barone sul primo palo. Doppia parata, salva risultato. Fondamentale. Barone ha preferito calciare in maniera centrale, non magari sotto la traversa, dato che la possibilità c'era. Piazzese si accentra, poi pallone largo, si va in fascia per il cross in mezzo a cercare la testa di Ruffino, non c'è il colpo, poi da fuori Piazzese, non perfetto, ma giustamente il pallone non lo ha agevolato. Doncor, rimane lì il Cus Palermo, si lotta per conquistare il gol della vittoria, fallo. A terra Messina. Calcio di punizione. Si unisce anche Maniscal con la mischia. La battuta, colpo di testa, ma il pallone rimane in zona. Piazzese un po' in difficoltà, data la presenza di Pagliari. Piazzese a terra, si continua. Renda a lanciare Barone, la scivolata evitata da parte di Colombo. Ancora Barone, pallone in mezzo. Respinto però. Barone, passaggio un po' dietro, Renda se la cava, l'ultimo a toccare lui. Infatti la rimessa per il Cus. Il contrasto con Samuele Aiello vincitore. Ferraro si è piazzato col sinistro, centrale. Doncor, passaggio centrale sbagliato, alla fine lo va a recuperare lo stesso Vitale. Traversone, non c'è Ruffino, poi Pagliari a lanciare via. Ramacca non se la cava in quella circostanza, poi il lavoro di Messina. Doncor, sale lui, se la allunga male però. 3 più recupero.
tante lotte in mezzo al campo. Sicuramente la chance più grossa della ripresa l'ha avuta il Ribolla con la doppia parata di Andrea Di Salvo. La chance per Barone vicino alla doppietta. Qui una punizione. Parte Palazzotto. Esce Andrea Di Salvo, Ruisi spalla la porta, si gira, calcia un po' incartocciato a causa della presenza avversaria. Si cambia il tocco di Ferraro, pallone che rimbalza e viene preso da Tripiano, il tiro è basso. Piazzese in velocità contro Samuele Aiello, si allunga in fascia ancora Piazzese, c'è il passaggio per Ramacca, lo scambio tra i due, Ramacca la prende comunque, Ramacca mette in mezzo per Ruffino in scivolata, non c'è però la precisione verso la porta, è stato murato perfettamente dalla difesa. Qui Teresi in fallo laterale. Ultimo minuto ormai, poi sarà il recupero di una sfida che è stata sempre accesa dal minuto numero 1. Piazzese lungo la fascia a prendere Andazzo in mezzo a due, la fa passare, non passa lui però. Si cerca sempre Barone, la copertura di Colombo a lanciare in profondità Vitale, prova a proteggerla, poi il duello con Ruisi, cartellino giallo. Per Vitale. Tra di recupero che iniziano praticamente adesso. Lopizzo e la sua punizione fuori. Ultime opportunità per essere il man of the match di questo incontro tra Cus Palermo e Ribolla. Renda, non c'è il possesso da parte sua, poi Ramacca gira per gli avversari, Barone la tocca commettendo però fallo secondo l'arbitro. Teresi, largo da Doncor, guarda chi c'è in area, il cross in mezzo verso Ruffino, non c'è il colpo di testa, da fuori l'anticipo al limite dell'area. Avanza il Ribolla a rispondere, ma davanti c'è Teresi. Tanto dalla porta Andrea Di Salvo dice a Ruffino 6-3 metri, devi segnare per forza. Ramacca in mezzo al campo, Piazzese stop a seguire che non è riuscito per pochissimo. Ruffino si gira molto bene, ancora Ruffino calcia col sinistro, è uscito un tiro un po' così, movimento ottimo da parte di Andrea Ruffino. Ruffino sempre
a volere questo pallone. L'ha fermato Lopizzo. Vitale verso Messina, protegge contro Ferraro, ancora Messina con la sola, se la porta avanti, sterza su sinistra, un po' più di spazio, riesce a crossare, Ruffino non ci arriva, c'è il colpo di testa sul palo, in acrobazia c'è il gol, assurdo per come è arrivato quel tocco, la rete del CUS Palermo con Piazzese, tutti in campo al 93esimo, il 2-1 di Piazzese. Festa completa per il CUS Palermo. Piazzese non l'ha colpita bene, l'ha colpita 2 volte, alla fine è entrata comunque, e questo ciò che importa alla squadra di Costanzo in una partita che stava andando a confermare l'equilibrio con l'1-1. Piazzese l'ha messa dentro. Problema in quell'area di rigore dove poco fa è stato battuto Giuseppe Di Salvo. All'ultimo Piazzese con il 4º gol in campionato dopo la tripletta all'Adelcam. Triplice fischio ufficiale, il CUS Palermo festeggia 2-1 al Ribolla al 93esimo grazie al colpo di Piazzese che si aggiudica la palma di Man of the Match in un match che alla fine è stato equilibrato. Andrea Di Salvo ha compiuto una doppia parata soprattutto sul tiro di Barone, l'occasione del Ribolla, poi l'avanzata del CUS Palermo che può permettersi di festeggiare 3 su 3, 9 punti, mantiene la propria classifica a punteggio pieno e il Ribolla a fermarsi a 6. E così si va a festeggiare dai genitori che hanno osservato la partita all'esterno dell'impianto sportivo per colpa dell'inagibilità del Santo Canale. 2-1 del CUS Palermo, la rete di Messina all'8º, il pareggio di testa di Barone al 41esimo, al 93esimo la rete decisiva di Piazzese a fare 2-1. I festeggiamenti del CUS Palermo, 2-1 al Ribolla, prossimo match in casa del terzo tempo, sabato 15 alle ore 16. Ribolla che affronterà l'Accademia Trapani domenica 16 alle 11:30. Vediamo un po'. Non si finisce mai di festeggiare. Gli abbracci al vice Davide Adeola. Il Santo Canale spegne tra pochissimo le proprie luci dopo il 2-1 del CUS sul Ribolla. L'Under 17 di Costanzo sale a 9, mantiene il proprio percorso perfetto. Si ferma invece il Ribolla dopo le vittorie contro Terzo Tempo e Carini. Ci sarà modo di riscattarsi alle prossime. Ci sarà una doppia sfida contro 2 squadre di Trapani, prima l'Accademia, poi la squadra che milita in Serie D. È tutto dal Santo Canale di Palermo, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.